طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allora ricominciamo inshallah, partiamo dal nostro ihram. La teoria la sappiamo, passiamo alla pratica inshallah. Bene, abbiamo la nostra comparsa in questa sera, il fratello Zaccaria, che ci mostrerà come mettere l'ihram. Bene, l'ihram è composto da due vestiti. Un vestito inferiore chiamato izar e un vestito superiore chiamato rida. Ok? Tfaddal, sai già cosa fare? Io guardo solo. Haj Zaccaria. Allah yajzik bikhair. Bene, allora io vi do dei consigli importanti. Lui sa già, ma vai. Adesso mette la parte sotto. Tfaddal. Ovviamente, fratelli, che magari non è sottointeso, dovete mettere solo questi due vestiti. Sotto non c'è niente. Mutande o altro, non c'è niente. Vestito, rida e izar. Chiaro questo? Ci siamo? Bene, tfaddal. E quindi da qua l'importanza che leghi bene, Bene, la prima cosa giustamente che ha fatto due cose importanti. La prima, giustamente, quando metti l'ihram, io prendo il secondo, sempre inizia a gambe aperte. Perché? Vi faccio un esempio pratico, perché a volte spiegare con i fatti è più facile. Guarda, una persona normale fa così. Adesso faccio veloce, così chiudo. Stringe, no? Appena comincia a camminare, sciamba perché hai chiuso tanto. Va bene? No. Allora, quando metti l'izar sotto, apri bene le gambe, così dopo sei tranquillo. La seconda cosa, giustamente, che ha fatto lui, la parte dell'aura davanti, parte intima davanti, è la più grave. E quindi prima cosa che fai, metti una parte sopra. Prima cosa, così almeno se si scopre, almeno si scopre qualcos'altro e non grave. Va bene? Copri sopra e poi fai il resto. Tfaddal. Bene? Ovviamente deve coprire dall'ombelico, l'ombelico coperto, no? Che la metti come cintura, ombelico. Bene? Avete visto? Questo è un modo facile, allunga anche. Questo è un modo facile per mettere l'ihram. Non cade, lo tiri, visto? Non succede niente, va bene? Chi vuole può mettere una cintura sotto, come fanno molti. C'è chi mette per sicurezza, mette il marsupio. Anzi, vi consiglio, fate questo. Questo, se fatto bene, non cade, farlo cadere ci vuole un bel po'. Ok, fai questo e poi per sicurezza metti il marsupio, la cintura sotto, non c'è nessun problema, va bene? L'importante è che sia fisso, che non ti cade e che tu sia libero di muoverti. Ok? Tieni conto che in tawaf, in sa'i, tu sarai stretto con le persone, quindi ti strusci, ti gratti, quindi basta una minima cosa. Guarda che succede con le persone, rimangono senza. Poi vedremo certe cose che non dovete fare per non rischiare di entrare con due teli e uscire con uno. Va bene? Questa è la parte sotto, è il rida. Ci siamo? Bene. Quello sopra è facile, non devi fare altro che buttarlo sopra. Ok? Basta. Questo è il tuo ihram. Ovviamente niente sotto. Ok? Mostriamo adesso un'altra cosa che ci servirà nel tawaf, gli otteba'. Ok, guardate, fare uscire la spalla destra e buttare l'ihram così. Questo è un modo di mettere l'ihram che vedremo inshallah fra poco, ricordatevelo. Fuori spalla destra e butti l'ihram sulla sinistra. Abbiamo capito? Bene? Poi nella pratica, quando lo metteremo, sarò con voi inshallah per chi avesse bisogno di una mano. Va bene? La sunna abbiamo detto che si fa il lavaggio, il ghusl, va bene? Poi si profuma il corpo, non l'ihram, poi metti il tuo ihram. Chiaro inshallah? Bene. Jazakumullah khair. Ya Allah. طيب. Torniamo inshallah un attimo alla nostra teoria. La ilaha illallah, la ma'buda illa iyah. Quindi mettiamo il nostro izar e il nostro rida. قال النووي رحمه الله
السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين هذا مجمع على استحبابه كما سبق في كلام ابن المنذر. Questo è un ijma'. Quindi voi nell'Umra avrete 2 teli e le ciabatte. Ai piedi cosa avrete? 2 ciabatte. Che tipo di ciabatte? In generale ciò che si chiama ciabatta si usa. Sandali, ciabatte. Va bene? Ok. Senza entrare nel dettaglio di quello che viene usato come ciabatta o sandalo si usa nella Umra. Va bene? Poi quando entreremo a fare il tawaf di solito si tolgono le ciabatte e si va scalzi. Ok? Musab? No? Allora, nell'ihram non si mette niente di cucito a seconda da una parte del corpo. Potete tenere orologi, non c'è problema, anelli, non c'è problema, il marsupio con quello che devi tenere. Se hai uno zainetto o qualcosa non c'è problema. Il mio consiglio è cercate di liberarvi il più possibile. Guardate che la Umrah dura circa 3 ore, non è che dura tanto, però c'è un po' di strada da fare, un po' di lavoro fisico, quindi alleggerisciti. Le cose che non sono importanti non tenerle, anzi vi consiglio anche il telefono lascialo in hotel. Hai 3-4 ore, torni in hotel, sei a posto, stai libero dai pensieri, libero dai pesi e fai la tua Umrah tranquilla. Le cose, come ho detto, anello, orologio, marsupio con i vostri documenti dentro se volete portarveli o altro, non è un problema dato che non sono vestiti. Ok? Adesso parleremo inshallah di questo. E Allah. Ora arriva la domanda: quali sono le cose che sono vietate quando sei in stato di ihram? Cioè dal momento in cui passiamo per il miqat e cominciamo labbaik Allahumma labbaik fino al momento in cui ci radderemo i capelli e avremo finito la nostra Umrah. Quali sono le cose che sono vietate o che annullano il tuo ihram? Abbiamo 7 divieti che sono sia per gli uomini che per le donne e abbiamo uno in più per gli uomini. Adesso parleremo anche delle donne, ovviamente quello detto finora vale sia per uomini che per donne. Poi se c'è qualcosa che è per le donne lo dico, anche per l'ihram adesso lo dirò cosa fanno le donne. Le donne ovviamente non fanno così, vi dirò adesso cosa fanno le donne. Prima cosa che è vietata per tutti è tagliare i capelli. Ovviamente voi dite, ma io ho 3 ore di ihram, mica mi passa per la testa tagliarmi i capelli, vero? Però pensa che chi va a fare il hajj rimane in giorni con l'ihram. Quindi voi che andate in Umrah 3-4 ore di ihram non è che non avrete neanche il tempo di farlo, perché aereo, corriera, hotel, mezz'oretta, si va a fare la Umrah e si torna e finito. Non hai neanche il tempo di pensare di tagliare i capelli o di avere un rapporto con la moglie, non hai il tempo fisico per tutte queste cose qua, né la mente libera per farlo. Quindi è meno grave la cosa, ma noi li citiamo per l'importanza e devi sapere le cose che non devi fare quando sei in ihram. 1. Tagliare i capelli. 2. Tagliare le unghie. 3. Il profumarsi, profumi. 4. As-sayd, la caccia. Non cacciare animali durante il tuo ihram. 5. I contratti di matrimonio. 6. I rapporti sessuali, rapporti coniugali. 7. Il mubashara, cioè toccare la donna con desiderio o come preliminari del rapporto, eccetera, eccetera. Questo è vietato. Questo vale per uomini e per le donne. 7 cose. Ripetiamo. 1. Tagliare i capelli, tagliare le unghie e il profumo. Questi valgono per il tuo corpo. Tagliare i capelli, tagliare le unghie, profumo. Poi hai la caccia. Non puoi cacciare animali. Ovviamente queste sono cose, diciamo, lontane dalla nostra realtà, dalla nostra abitudine, ma vengono citate perché sono regole chiare. Chiaro? Bene. 5. Contratti di matrimonio. 6. I rapporti coniugali. 7. I preliminari dei rapporti coniugali. Bene? E c'è una cosa in più per gli uomini. Vestire lubsul makhit. Vestire qualsiasi cosa che sia stata cucita a forma di una parte del corpo.
Questa è la differenza nel vestire fra l'uomo e la donna. L'uomo avete visto come fa il suo ihram vestito, la donna invece no. La donna veste i suoi vestiti normali in senso che per Sharia sono corretti. Quindi mette il suo vestito lungo, largo, che non dia occhio alla gente, ok? Che non dia all'occhio, che non si veda il suo corpo, il suo hijab, chiaro? Nel modo completo dal punto di vista della Sharia. Si veste normale. Per la donna è vietato coprire il viso e coprire le mani. Coprire il viso e coprire le mani. Vietato per la donna. Durante la Umrah. E poi veste normale, che sia corretto per Sharia ovviamente. Non che dice, io sono abituato a vestirmi in pantaloni, anche là faccio Umrah in pantaloni. No, ti vesti in un modo che per Sharia è corretto. Chiaro? Bene. Gli uomini invece, i due teli, e non mettono niente di cucito. Calzini, guanti, cappellini, anche i cappelli non si mettono. Qualsiasi cosa che sia stata cucita a forma di una parte del corpo è vietata nel ihram. Voi avete telo inferiore, ridè, l'izar, telo superiore, ridè, na'lain, ciabatte, sandali, basta. Altro da mettere a forma di corpo è vietato. Chiaro? Bene. E queste sono le cose vietate nell'ihram. Raccomando, questo è importante. Diciamo, ripeto ancora una volta, tutte queste cose, se anche tu volessi farle, è difficile che tu le faccia per il poco tempo che c'è. Perché la Umrah si fa appena arriviamo, 3-4 ore, torni in hotel, finito il tuo ihram, fai quello che vuoi dopo. Tagli i capelli, tagli le unghie, se quella moglie hai rapporti con lei, normale. Hai finito il tuo ihram. Chiaro, inshallah? Bene. Ovviamente c'è, se una persona commette uno di questi divieti, ha una sanzione, una fidya da pagare, a meno che non sia il rapporto con la moglie, oppure preliminare del rapporto, oppure il contratto di matrimonio. Questi lasciarli da parte, ma tutti gli altri, tagliare i capelli, tagliare le unghie, profumarsi, coprire la testa ad esempio, vestire il mahit, ciò che è cucito, tutto questo c'è una fidyat al-adha, la sanzione da pagare, come è stato citato nella ayah, ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. L'aya la spiega, questo versetto, dice Allah Azza wa Jal, chi di voi è malato o ha un male, una malattia nella testa, allora una fidya, una sanzione di digiuno o di elemosina o di sacrificio. Questo ayah la spiega il hadith, riportato nel Bukhari e Muslim, che Abdullah ibn Ma'qil disse: mi sono seduto con Ka'b ibn Ujrah, il sahabi, radiyallahu anhu, e gli ho chiesto della fidya, di questa sanzione citata in questo versetto. Disse: è scesa su di me in particolare ed è per voi, per tutti i muslimi in generale, una regola generale. Disse: sono stato portato dal profeta sallallahu alaihi wasallam, disse: wal qamlu yatanatharu ala wajhi, e i pidocchi mi cadevano sulla faccia. Una malattia nei capelli, ha un male nei capelli e aveva i pidocchi che gli cadevano, da quanto erano tanti, gli cadevano sul viso. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: ma kuntu ura al-waj'a balagha bika ma ara. Disse: non pensavo che il male o la sofferenza ti fosse arrivata a quello che vedo, cioè la situazione è grave, nel senso. وما كنت أو قال أتجد شاة, trovi una pecora da sacrificare? Dissi no. Disse: allora digiuna 3 giorni o nutri, dai da mangiare a 6 bisognosi. Per ogni bisognoso nesfosa, la quantità citata da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quindi questa è una sanzione da dare in caso cadi in uno di questi volontariamente.
Mentre se ti succede per ignoranza o per costrizione o per dimenticanza non hai niente. Perché la regola generale, come dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata' wa an-nisyan wa ma istukrihu alayh. È stato scusato, diciamo, è stato alleggerito o tolto alla mia umma l'errore, la dimenticanza e ciò a cui sono stati costretti. Chiaro? Ti arriva uno, oh, per sbaglio mi sono mangiato un'unghia. Hai fatto per sbaglio, per dimenticanza, per ignoranza, khalas, non è niente. Ma se lo fai volontariamente, sia che sia per un motivo valido, come questo sahabi che si è rasato i capelli per questo male che aveva e ha pagato, gli ha ordinato di pagare la fidya, la sanzione. Quindi che tu lo faccia volontariamente con una scusa, un motivo o senza scusa, paghi la sanzione. Se lo fai per errore o altro, non vi è niente su di te. Allahu Azza wa Jalla a'lam. Ovviamente sull'errore eccetera ci sono discorsi fra i sapienti, noi evitiamo inshallah di entrare in tutti questi discorsi. Ok? Ci siamo sulle cose vietate nell'ihram? Tfadal. Ma questo vuol dire che se io cioè faccio questa fidya, poi la mia omra è valida? Paghi la tua fidya, sì, no. Vuol dire che la omra non devo rifarla, ma è valida? Esatto, no. Ovviamente non parliamo di quanto riguarda i contratti di matrimonio, eccetera. Non penso che qualcuno di voi fa un contratto di matrimonio durante la umra. Tfadal? Non avevo capito la quinta regola di matrimonio. Proprio il contratto di matrimonio, di sedersi e di contrarre il matrimonio. Ok? Ad esempio siamo in gruppo di umra e vedi una ragazza nel gruppo delle umra che ti piace, Allah Azza wa Jal ha voluto che... E c'è suo padre, allora siete seduti là, siamo in bus da Jeddah a Mecca e dici suo padre, ma scusa, ma mi dai in sposa tua figlia? Il padre anche lui magari dice, siamo in un posto di baraka. E una cosa tira l'altra. Allah sta. Chiaro? Questo non è valido, ok? E il contratto stesso non è valido, chiaro anche se viene fatto. Voi non potete immaginare cosa si può inventare Shaitan, sapete? Poi, cos'è vietato da fare per il muhrim? Quando sei in questo stato di ihram, di sacralità, cosa ti è vietato di fare? Innanzitutto devi regolare le tue azioni e le tue parole. Sei nella terra di Allah subhanahu wa ta'ala, sei a Mecca, la prima casa che Allah subhanahu wa ta'ala ha costruito per la sua adorazione, sei un posto sacro, quindi modera il tuo linguaggio, usa bene la tua lingua e stai attento alle tue azioni. Chiaro? Evita i litigi, le discussioni inutili. Sapete, fratelli, e questo ve lo dico dal cuore, non pensate che quando andate a Mecca trovate la terra dei Sahaba. Troverete gente ignorante, troverete gente dispettosa, gente che fa male, troverete forse qualcuno che vi truffa nel commercio, troverete cose che non vi piaceranno. Quindi parte da adesso, alhamdulillah, in ogni terra c'è del bene e c'è del male, ma anche se quella terra il bene non è paragonabile a quel poco male che c'è, ma può darsi che incontri una persona che non si comporta bene. Non devi prendertela e arrabbiarti, lascia correre. Impara nella umra, lascia correre. A volte dobbiamo andare da qualche parte, ad esempio abbiamo il Mazarat, abbiamo le visite e abbiamo l'appuntamento alle 7, parte la corriera per andare a visitare ad esempio Medina, andiamo a Uhud o a Quba, oppure andiamo a vedere il Mina o Arafah o Muzdalifa eccetera. L'autobus ritarda un po' e là purtroppo quando hai migliaia di persone e un sistema particolare può darsi che ritardano, non possiamo farci niente. Là c'è chi si arrabbia e se la prende, ma voi ci avete detto alle 7. Calma fratello, che le questioni non sono così. Non è una strada larga come la A27 che arriva.
Chiaro? Chiaro inshallah? Quindi cercate inshallah di sabr. La tua arma più potente in questo viaggio è sabr. Tu sei nell'obbedienza di Allah Azza wa Jalla. C'è un ritardo, c'è un errore, c'è una dimenticanza, calma, sabr. Ricordati chi va in gruppo, ricordati che sei parte di un gruppo, quindi rispetto degli altri. Un tuo errore magari ne risentono tutti gli altri. Un tuo ritardo ferma un gruppo di 50 persone. Quindi pazienza, sabr, disponibilità ad aiutare i fratelli, soprattutto i giovani che vanno in Umrah. Dedicate anche parte del vostro sforzo nell'aiutare i più deboli. A volte abbiamo un ragazzo di 20 anni in gruppo e uno di 50 ed è bello vedere il giovane che dà una mano a chi è più debole. E questa è una cosa importante per i giovani, che diate una mano anche a chi ha bisogno. Quindi in questo viaggio cerca di prepararti anche a questo, che c'è l'ajr, e comunque sei in ibadah, sei in dhikr, sei in dua, eccetera, eccetera. طيب. Bene, arriviamo a Mecca. Ancora no, تفضل شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبه لتغطيه الراس اذا كان الحر يعني ممكن استعمال المظله؟ إذا كانت هناك حاجة، إذا وجد حاجة، لكن إذا كنت ستتأذى، لكن لا تلبس شيء يوضع على الرأس، يغطي الرأس. لا تضع شيء يغطي، إنما أن تتقي مثل الحر إن كنت سيهلكك أو هناك ضرورة أو حاجة، فتتقي حر الشمس بشيء، لكن هذا ليس لباسا. واضح؟ واضح؟ طيب. جميل. Bene, arriviamo a Mecca. Abbiamo detto che la Umrah sono 3 cose. Sono tawaf, sa'i, halq o taqsir. Tawaf, giro intorno alla Kaaba, sa'i tra Safa e il Marwa, e rasare o accorciare i capelli. Noi, per chi scende a Jeddah, sapete che si scende a Jeddah, siamo già in Talbiya. Un punto importante qua. Quando si comincia l'ihram, dal momento che si entra nella Nia, comincia at-Talbiya. At-Talbiya è dire لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ripetete? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. E da questo momento, da quando inizia l'ihram, tu cominci con talbiya. Gli uomini ad alta voce. Dai, sfogo alla tua gola, urla. Urla. Da quando sei in aereo, ovviamente urla, magari. Comunque la sunna alza la voce. Scendi in aeroporto, con talbiya non ti fermi. Sei in corriera, talbiya non ti fermi. Cammini verso l'hotel, talbiya non ti fermi. Sei in stanza, in hotel, fino a quando si fa talbiya, fino a quando vedi il Kaaba. Fino a quel momento talbiya ad alta voce. E questa talbiya, nel hadith di Jabir, dice del profeta sallallahu alaihi wasallam, فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ. Ha chiamato questa talbiya at-tawhid. Labbaik, cosa significa labbaik? Cosa significa labbaik? Senti, uno quando ti chiama, gli dici labbaik, se ti rispondo eccomi, questo è labbaik. Labbaik Allahumma, labbaik ya Allah, rispondo alla tua chiamata ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, non hai nessun associato, non ti associo nessuno. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, la lode e la grazia e la sovranità appartiene a te. La sharika lak, la sharika, non hai nessun socio nella tua adorazione. Vedi queste parole piene di tawhid. Hai risposto ad Allah Azza wa Jalla. Allah ti ha chiamato alla sua casa, Allah ti ha chiamato alla sua unificazione, Allah ti ha chiamato alla sua adorazione, e tu rispondi labbaik Allahumma labbaik. Ho risposto ya Allah alla tua chiamata. E parti con questa talbiya fino a quando vedi il Kaaba. Le donne non alzano la voce. Chiaro?
Gli uomini alzano la voce, le donne non alzano la voce, fa talbia a bassa voce che fa sentire se stessa e basta. Chiaro inshallah? Bene. Arriviamo a Mecca. تفضل. نعم. جميل. أحسنتم. Benissimo. Benissimo. Nella Sharia, la nia non si pronuncia mai, tranne in questo momento qua. Abbiamo detto che quando fai tutte le sunan, metti l'ihram, entri nello stato di ihram. Cioè, entrare nello stato di ihram, e noi abbiamo detto che lo stato di ihram è entrare nella nia, e noi sappiamo che la nia è nel cuore. Qui è l'unico posto dove il profeta sallallahu alaihi wasallam ha pronunciato la nia. E tu dici labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Tu stai facendo una umrah, e Allah ti risponde al tuo richiamo, umratan, una umrah. Labbaik Allahumma umrah. Quando hai detto questo e hai fatto la nia, comincia la tua talbia e sei entrato nel tuo stato di ihram. Bene? Si arriva a Jeddah, si scende dall'aereo, si prendono i bagagli, si sale nel bus. Abbiamo un'ora di strada circa da Jeddah, dall'aeroporto fino a Mecca. Si arriva nell'hotel, si scende, dipende dall'ora, si sceglie un orario dove è abbastanza vuoto il haram, si vedrà quanto tempo aspettare, poi si dà l'appuntamento tutti giù puntuali e si va tutti insieme a fare la umrah. Ok? نعم. هذا إن كان فيه حاجة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا يعني إن كان الإنسان يخشى، كان عنده مرض أو كان يخشى أن يحبس فيشترط، يجوز ذلك، لا إشكال في ذلك أن يزيد هذه اللفظة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا إن كان الإنسان يخاف أو يخشى على نفسه، وإلا فيبقيها لبيك اللهم عمرة. نعم. طيب. Quindi si va tutti in gruppo, si va a fare la umrah. Si entra, la prima cosa che si fa è at-tawaf. At-tawaf è un'adorazione che consiste nel circumambulare, si dice, fare il giro intorno alla Kaaba in un modo particolare. Io vi ho fatto il disegno più o meno. Ya Allah. Il tawaf consiste nel... Adesso però ho un problema, dammi quello che sono le donne, non sentono. Mi dispiace per le sorelle che non possono vedere la lavagna, ma non so se riescono a vedere la... Comunque, il tawaf consiste nel fare 7 giri della Kaaba, ok? Il giro comincia... Questa è la Kaaba vista dall'altro, scusate la mia carenza tecnica, ma esemplificativo. Questa è la Kaaba vista dall'alto. Ridi Emir, Questo che vi ho messo in verde è l'angolo del Hajar al-Aswad. Kaaba ha 4 angoli. Rukn al-Hajar al-Aswad. L'angolo del Hajar al-Aswad, poi gli altri 2 angoli, e c'è il Rukn al-Yamani, che è l'angolo Yamani e l'angolo del Hajar al-Aswad. Ricordatevi questi 2, questi sono importanti. Va bene? Questo, quello che si chiama il Hijr di Ismail, è quel muretto che vedete, lo vedete da vicino inshallah, questo è il muretto che c'è. E in principio il Kaaba era compreso anche sta parte che è dentro il Hijr di Ismail. Per questo motivo riportato nel tracce della Sunnah, che quando c'è stata la conquista di Mecca, Aisha radiyallahu ta'ala anha ha chiesto al profeta sallallahu alaihi wasallam di fare salat dentro il Kaaba. Lui gli ha detto di farlo tra il Hijr e il Kaaba, che è come se avesse fatto dentro il Kaaba. Ok? Infatti vedrete anche che c'è la fila che si può entrare a fare 2 rak'at tra il Hijr e il Kaaba. Va bene? Dai. Si fanno 7 giri della Kaaba in senso antiorario. Quindi la Kaaba sarà sempre dove? Destra o sinistra? Sinistra, molto bene. Dov'è che si comincia a contare? Nell'angolo del Hajar al-Aswad. Come lo riconoscerete? A parte che lo riconoscerete perché troverete tantissima gente in questo angolo qua. E se vi avvicinate trovate anche chi tira pugni, spinge, ma
Va bene? Parleremo fra poco di questa cosa qua. Vedete tanta gente nell'angolo del Hajar al-Aswad e loro lo segnalano con una luce verde. Se tu fai il tawaf, la Kaaba alla tua sinistra, in alto a destra c'è una luce verde che ti indica dritto quando sei con l'angolo del Rukn al-Hajar al-Aswad. Il Hajar al-Aswad, dove c'è la pietra nera all'angolo, vedete nel video eccetera, vedete quella specie di argentato, l'ovale argentato con la pietra nera dentro. Quello è l'angolo del Hajar al-Aswad, le pietre nere. Si cominciano a contare i giri da qui. Quindi dovunque tu entri qua, entri qua, ti metti nel giro, cominci a camminare, ovviamente sarai nel gruppo, quindi sarà la guida con te, si comincia a girare. Quando arrivi qui, cominci a contare. Ok? Quindi non è che cominci subito, quando arrivi al Hajar al-Aswad, cominci a contare. E da qui cominci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai finito il tuo tawaf. Chiaro? Bene. Cosa si fa nel tawaf? Innanzitutto, quali sono le condizioni per quanto riguarda il tawaf? Ma هي شروط الطواف? Prima cosa? Nia. Attenti che il Rasul sallallahu alaihi wasallam ha detto che il tawaf è come la preghiera. Solo che nella preghiera non si parla. Il tawaf è come la preghiera. طيب. قال صلى الله عليه وسلم الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. Chi parla nel tawaf, che parli solo con il bene. طيب. La seconda condizione è di coprire la propria aura. Ma qua avete il vostro rida, il vostro izar, quindi dovreste avere tranquillità in questo. Perché questo è importante? Perché i mushrikin, i politeisti di Quraysh, prima dell'arrivo dell'Islam, facevano tawaf nudi. Era una questione anche commerciale, perché Quraysh, il tribù di Quraysh, obbligava chi veniva a fare il Hajj o l'Umrah al tawaf che non facesse il tawaf se non con i vestiti di Quraysh. Chi non aveva con cosa comprarli, faceva tawaf nudo. طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم quando nell'anno prima del Hajj, Hajjat al-Wada', quando mandò Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu e mandò Ali radiallahu ta'ala anhu al Hajj a capo dei Sahaba radiallahu ta'ala anhum, ordinò, quando scese Surat Bara'a, Surat Tawbah, ordinò che nessun mushrik, nessun politeista e nessun uomo nudo facesse più tawaf nella casa. Chiaro? Quindi la satr al-awra, coprire le parti intime, è una condizione di validità. Una condizione è at-tahara. Deve avere il tuo wudu. Chiaro? Quindi, prima di scendere all'hotel e di andare all'umrah, fai il tuo wudu. Chiaro? Inshallah? E cerca di mantenerlo per tutta il tawaf. Se perdo il wudu nel tawaf, là ti fermi, prendi, ovviamente non c'è l'opinione del Hanafiya che hanno un'altra opinione a riguardo, però noi teniamo il Jumhur cosa dice, va bene? Ti fermi, riprendi il tuo wudu e ricominci. Poi se questo succede, inshallah, a seconda del gruppo si gestisce la cosa, non è un problema. Un consiglio, fratelli, a tutti quanti: qualsiasi cosa ti succede, parla con il responsabile del gruppo, non fare di testa tua. Il responsabile del gruppo è lì per servirti, è lì per aiutarti, è lì per consigliarti. Qualsiasi cosa, grande o piccola, parla, chiedi: mi è successo così, cosa faccio? Lui ti dice cosa fare. Va bene? Quindi mantenere il tuo wudu, altra condizione. E la prova di questo, il hadith di Aisha radiallahu ta'ala anha, che bisogna essere in stato di purità, che Aisha radiallahu ta'ala anha nel Hajj ha avuto il suo ciclo mestruale. Il Rasul mi ha detto: fai tutto quello che fa il pellegrino tranne il tawaf.
il tawaf non farlo finché non ti purifichi, finché non finisce il tuo ciclo mestruale, o fino حتى تغتسلي, finché non ti lavi, ti purifichi e ti lavi. Chiaro? طيب. Parleremo magari alla fine, in particolare per le donne, se la donna ha il ciclo mestruale durante l'Umrah cosa fa, ne parleremo dopo inshallah, perché questo è importante e capita spesso questa cosa qua. Chiaro? Cosa si dice nel tawaf? Nel tawaf si fa dhikr, si fa dua, quello che conosci. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, quello che ti passa per la testa di dhikr e di dua, e chiedi quello che vuoi da Allah Azza wa Jal. Fratello, tu sei davanti alla casa di Allah Azza wa Jal. Dove stai mettendo i piedi tu? L'hanno messo i profeti prima di te. Questa casa l'ha costruita Ibrahim alayhi salam con suo figlio Ismail. Sei nel posto che più ama Allah subhanahu wa ta'ala. Là, liberati, basta. Liberati, apri il tuo cuore ad Allah subhanahu wa ta'ala. Ricorda Allah Azza wa Jal, fai subhanallah, la ilaha illallah, akbar, alhamdulillah. Chiedi a Allah, ya Allah, donami il Jannah. Ya Allah, salvami dal Jahannam. Ya Allah, dammi ogni khair. Ya Allah, chiedi quello che vuoi da Allah subhanahu wa ta'ala. E in tutto questo giro c'è solo un posto dove è prescritto un dua particolare tra il Rukn al-Yamani e il Hajar al-Aswad. Qua tu fai il giro, arrivi al Rukn al-Yamani. Tra il Rukn al-Yamani e il Hajar al-Aswad c'è un dua da dire, quale? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ripetete? آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. Questo si dice, si ripete per tutto fino a quando arrivi al Hajar al-Aswad. Puoi anche leggere il Quran, solo cosa si dice, arriviamo a cosa si fa. Cosa si dice, dhikr, dua, e puoi anche leggere il Quran. Un'opinione di divergenza fra i sapienti, ma puoi leggere anche il Quran e ricordare Allah subhanahu wa ta'ala. Il Quran è un dhikr di Allah Azza wa Jalla. Questo per quello che si dice. Adesso arriviamo per quello che si fa. Va bene? Cosa fai mentre giri? Tu giri ricordando Allah subhanahu wa ta'ala. Ci sono due cose che si fanno, due punti in cui c'è da fare un'azione fisica. Il primo è al-Rukn al-Yamani. Al Rukn al-Yamani cosa si fa? Al Rukn al-Yamani cosa si fa? Si tocca. Al Rukn al-Yamani, lascia il Hajar al-Aswad. Yamani. Si tocca. Voi non lo toccherete. Allora, io vi dico già da adesso, togliete dalla testa il toccare il Hajar al-Aswad. Perché? Perché qui la gente, non volevo dirlo, ma si ammazza. E se ti avvicini vedrai. Qui per fare una sunnah, che non è un obbligo, per fare una sunnah la gente si tira a pugni, si spinge, c'è donne che si buttano in mezzo, ci sono cose che tu neanche puoi immaginare. Un male che neanche puoi immaginare. Quindi stai con il gruppo. Noi inshallah come gruppo avremo un segno distintivo, un colore o qualcosa, quindi ci vedremo abbastanza a distanza. Stai con il gruppo. Chiaro? Qui abbiamo detto si tocca noi non ci arriveremo, non si indica con la mano né niente, o lo tocchi o niente. Non arrivi a toccarlo, passi, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, arrivi al Hajar al-Aswad. Anche qua lo tocchi. Non solo, lo baci se ci arrivi, non ci arriverai. Prima che lo baci ti arriva. Quindi, qua invece cosa si fa? Si indica con la mano. E poi se vuoi, baci la tua mano. O come faceva Hassan col suo bastone. Baci, come faceva Ibn Umar, va bene? Indica con la mano e baci. Va bene? Un'altra cosa si dice qua. In questo punto qua, quando indichi il Hajar al-Aswad, cosa si dice? Cosa si dice? Allahu Akbar, si fa takbir, Allahu Akbar. Va bene?
Il Bismillah si dice la prima volta. Quando cominci, primo giro, inizi Bismillah, Allahu Akbar e cominci. E c'è chi ripete Bismillah, Allahu Akbar in tutti gli angoli. Va bene? Adesso vi ho detto le cose spezzettate a seconda di azioni e parole. Vi rifaccio il tutto andando in ordine. Va bene? Quando si entra nel masjid, si fa il dua del masjid. Tu sei in talbiya, labbaik Allahumma labbaik, arrivi, vedi il Kaaba. In quel momento si finisce il talbiya. E tu sei entrato nel masjid al-Haram e dici il dua che dici quando si entra nel masjid. Qual è? Allahumma fil abwab rahmatik. Poi? دعاء دخول المسجد. نعم تصلي وتسمع على رسول الله. نعم جميل. Bene, tutti i dua che conoscete dell'entrata in masjid. Molto bene. Si entra nella mischia, la gente gira, sta insieme al gruppo, arrivi al rukn, l'angolo del Hajar al-Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, e comincia il tuo tawaf. In dhikr, in dua, leggi il Quran se vuoi, ma concentrati nel dhikr, nel dua. Arrivi al rukn al-Yamani, non lo toccherai, cominci Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana adhab an-nar, continua a dirlo finché arrivi al rukn al-Hajar al-Aswad, Allahu Akbar, secondo giro, dhikr dua, Allahu Akbar, finché finisci i tuoi 7 giri. Va bene? Mantenendo il tuo wudu, la tua aura coperta, eccetera, eccetera. Ci siamo? Finiti i 7 giri, hai finito il tuo tawaf. Arrivato al 7° giro, abbiamo finito la prima parte. Qua si fa un'altra cosa. Per finire il tawaf, bene, si fanno rak'atayn. Il maqam di Ibrahim, il posto dove si ergeva Ibrahim per vedere la costruzione della Kaaba, sta, adesso più o meno, a occhio, qui. Chi ha più geometria di me? Più o meno? Ci siamo? Ok, bene. Là è quella cupola, piccola cupola d'oro che tu vedi. Ok? Bene, questo si chiama Maqam di Ibrahim, il posto dove Ibrahim si alzava per vedere com'era il-Bayt, nella sua costruzione. La sunna è di mettere il Maqam tra te e il Kaaba, tipo qua, e di pregare rak'atayn. Rak'atayn leggere, in cui leggi con la sunna leggere. Nella prima rak'a, Qul ya ayyuhal kafirun, nella seconda rak'a, Qul huwallahu ahad. Però non combattere quella gente per pregare qua dietro. Se non c'è spazio, in qualsiasi punto prega. E stai vicino al tuo gruppo. Lo ripeto sempre, stai vicino al tuo gruppo. Perché se ti perdi, fai fatica te e fanno fatica loro a trovarti. E poi devono aspettarti. Chiaro? Se si può, dietro il maqam si fa. Se non si può, in qualsiasi punto, preghi 2 rak'at. Ok? Questo è il tawaf. Dopo che hai pregato rak'atayn, cosa si fa? Si va a bere l'acqua di Zamzam. E lì bevi, tadallu', riempi più che puoi dall'acqua di Zamzam. E nel bere l'acqua di Zamzam fai il dua, dice il Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zamzam lima shuriba lah, Zamzam per ciò che si beve. Chiedi ad Allah quello che vuoi, e l'ad'iyya che ci sono su Zamzam, Allahumma inni as'aluka علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, e bevi dall'acqua di Zamzam. تفضل. عند الطواف يعني الدورات الثلاث يعني كتحتاج الى ان شاء الله arriviamo. Va bene? Ci siamo? Ok, questo è il tawaf. Da aggiungere 2 sunan e 2 avvertimenti. La prima sunna, no? No, quando si entra nel masjid per la Umrah, niente rak'atayn di masjid, subito tawaf. Aslan il poliziotto dirà Hajji, tariq, dai, veloce, entra. Bene, 2 sunan che si fanno nel tawaf. La prima, la sunna del rida durante il tawaf è la cosa che ha fatto prima, al-ittiba'.
cioè scoprire la spalla destra. Rifallo vedere a Zaccaria, quello si fa solo durante il tawaf, durante tutti i 7 giri. Ok? Per gli uomini ovviamente. Quindi prima di cominciare il tawaf, tiri fuori la tua spalla destra, ok? Ma con la giacca un po'... va bene? E così si fa il tawaf. Chiaro? Prima sunnah. Seconda sunnah, che sarà difficile se sei nel gruppo, al-ramal. Al-ramal cos'è? Al-ramal, c'è la sunnah del ramal. Al-ramal è di fare una camminata particolare nei primi 3 giri dei 7 giri. Al-ramal è quello di fare dei piccoli passi veloci, come se stai correndo, saltellando, tenendo vicini i passi. Va bene, eh? Tenere i passi vicini come se stai correndo, saltellando. E c'è un hadith del Rasul sallam, quando i Sahaba hanno fatto Hajjat al-Wada', la Hajja, con il profeta sallam, c'era la humma di Yathrib, c'era la febbre di Yathrib, di Medina, e i mushrikin che hanno liberato la Kaaba per i muslimi, li controllavano e hanno detto: ma questi qua li ha colpiti la febbre del Medina, sono deboli, guardateli. Il Nabi sallallahu alaihi wasallam ha detto: mostrategli forza e fate questi passi, chiamato anche il khabab, il ramal o il khabab, mostrategli questa camminata. E hanno detto i mushrikin: ma sono questi che li ha distrutti la febbre del Medina, mostrare forza in quella corsetta che facevano, ed è rimasta dopo come la sunnah. Infatti c'è una traccia di Umar radiallahu ta'ala anhu che dice: ma perché Ramal, quando Allah Azza wa Jal ha distrutto i mushrikin, i politeisti, l'abbiamo fatto per farlo vedere a loro? Poi disse: io cosa è una sunnah del Rasul, la facciamo, basta. Chiaro? Molto bene. 2 sunan queste da fare durante il tawaf. Ci siamo? Ok. Cose da evitare. 2 cose vi dico da evitare importanti. Fratelli, evitate di cadere nelle trappole del shaitan. Guardate che là vedrete cose che vi meraviglierete. Vedrete gente che strofina i suoi vestiti nel muretto, pensando che ci sia baraka nel muretto. Vedrete gente che strofina i suoi capelli, le sue cose nei pilastri dorati che ci sono. Gente che tocca il maqam di Ibrahim pensando che ci sia qualche baraka. Non cadete in questo. Non c'è niente da toccare lì, se non Rukn al-Yamani da toccare, e se non si riesce a toccare non si fa niente, e Rukn al-Hajar al-Aswad che o si tocca o si indica con la mano. Basta. Non tu vedi tutti che toccano bello d'oro, tutti lo vedi, anch'io voglio andare. Non hai nessuna ricompensa, eh? Non c'è nessuna ricompensa, non c'è nessuna baraka. Chiaro questo? 1. 2. Non mollare il gruppo per andare a toccare il Hajar al-Aswad. Va bene, io mi vedete sono grosso, eh? Se butto qualcuno si fa male o no? Non vuoi provare? Proviamo se vuoi. Io mi sono avvicinato, io non ho mai toccato il Hajar al-Aswad. La mia quarta Umrah, questa è la quinta, non ho mai toccato il Hajar al-Aswad. Ci ho provato, però mi avvicino e mi tiro indietro. Perché quando ti avvicini vedi cose che... Allahu al-Musta'an, devi veramente picchiare la gente per arrivare lì. Tu vuoi fare una sunnah, pensa a quanto haram fai per fare una sunnah. Haram nel picchiare i tuoi fratelli, nel rischiare di rimanere nudo, nel strusciarti contro le donne, perché là trovare donne che in mezzo agli uomini per trovare cose. E se riesci ad arrivare, auguri a uscire. La gente piange lì. Ho visto gente piangere non perché è commossa, perché non sa come uscire. Allahu musta'an. Chiaro? Bene. Quindi 2 consigli importanti, fratelli. E questo è il tawaf. Ragazzi, avete capito tutti il tawaf? Ci siamo? Bene. Avrete la guida là che vi dirà cosa fare, quindi non preoccupatevi, inshallah. Fatto il tawaf si passa
abbiamo fatto il tawaf, rak'atayn, beviamo Zamzam, ci riempiamo bene, recuperiamo chi si perde perché sicuramente qualcuno si perde. Si va a fare sa'i tra Safa e il Marwa. Ok? Safa e il Marwa più o meno è fatta così. Ovviamente Safa e il Marwa in principio erano due piccole alture, montagne. Oggi di montagne è rimasto poco, cioè proprio una piccola dislivello piccolissimo, niente di che. Ok? Prima di tutto, la storia di Safa e il Marwa è quando Hajar, la madre di Ismail, alayhi salam, dopo che Ibrahim, alayhi salam, li ha lasciati a Mecca, e in quel momento c'era il deserto, non c'era né Kaaba, né Zamzam, né niente, deserto arido. E quando ha finito il suo cibo e la sua acqua, e al bambino Ibrahim li ha lasciati, è andato per ordine di Allah subhanahu wa ta'ala, e lei ha detto quella bellissima frase, quando Ibrahim stava andando via, lasciandoli lì, gli ha detto, Ya Ibrahim, Ya Ibrahim, Ya Ibrahim, non risponde. Poi gli ha detto, Allah amaraka bi hadha, è Allah che ti ha ordinato questo? Disse sì, disse, idhan lan yudayyi'ana, allora non ci abbandonerà, non ci lascerà. Quando ha finito il suo cibo, la sua acqua, il bambino deve mangiare, Hajar ha cercato di vedere se c'era qualcuno o qualcosa in giro. Allora è andata alla prima altura che aveva, Safa, piccola montagna, è salita su. Ha guardato, non c'è nessuno. È scesa dall'altra parte, l'altra montagna, a vedere se non c'è nessuno. E ha fatto questo passo 7 volte. Ok? Finché è arrivata all'ultimo e Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato Jibril alayhi salam, dove era lasciato Ismail alayhi salam, dove lei aveva lasciato Ismail, dove c'è il pozzo, la sorgente di Zamzam, e ha colpito la terra con la sua ala o con la sua coda ed è sgorgata la fonte di Zamzam. E vedi Allah subhanahu wa ta'ala come ha reso questo avvenimento di Hajar perenne. Ancora oggi noi seguiamo gli stessi passi che ha fatto Hajar, con questo suo iman, idhan la yudayyi'ana, non ci deluderà Allah azza wa jalla. Quindi noi arriveremo e inizieremo con Safa. Dice Allah azza wa jalla, inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Safa e il Marwa sono tra le prescrizioni di Allah. Diceva il profeta sallallahu alaihi wasallam, nabda'u bima bada Allahu bih. Cominciamo con ciò che ha cominciato Allah. Ok? Allah ha cominciato con As-Safa, cominciamo anche noi con As-Safa. Quindi arriveremo. Siamo? Khair. Quindi arriveremo inshallah Safa, e qui inizierà la nostra seconda tappa della Umrah, penultima seconda tappa della Umrah. Saliremo su Safa. Attenti che su Safa e il Marwa si fanno 7 giri, però attenti, non 7 giri, 7 camminate. Guardate, da Safa alla Marwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, giusto? 7. Dove si finisce? Marwa, giusto? Bene. Ok. Attenti a non fare 1, perché dopo dura. Mi pare che ci sono 300 qualcosa metri. Chi ha contati? Mi pare? Allahu Akbar. È una buona camminata, Infatti Safa e il Marwa dura molto più del Tawaf. Tawaf dipende molto da quanta gente c'è, dipende dove sei, fare il giro qua, non è come farlo qua. Dipende. Ma Safa e il Marwa è abbastanza tosta. Quindi 7 giri. Noi faremo una cosa in ogni volta che saliremo sul dislivello del Safa e del Marwa. Quando saremo su Safa ci dirigeremo verso il Kaaba, guardando il Kaaba, e alzeremo le mani e diremo un dhikr e poi un dua, e poi un dhikr e poi dua, e poi un dhikr e poi dua. Il dhikr qual è? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Questo è il dhikr. Poi si fa dua, chiedi quello che vuoi da Allah Azza wa Jal, alza le mani, chiedi diretto verso il Kaaba e chiedi da Allah Azza wa Jal quello che vuoi. Ok? Il Kaaba rispetto a Safa al Marwa è circa qui, sotto, quindi quando saremo qua sarà diretto così, quando saremo qua sarà diretto così, più o meno, ok? Chiaro? Fai dua, chiedi da Allah quello che vuoi. Poi seconda volta ancora, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Dua, chiedi quello che vuoi da Allah Azza wa Jalla. Terza volta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Dua, terza volta, chiedi Allah quello che vuoi e poi finito. Andiamo al Marwa, saliamo al Marwa, stessa cosa, ci dirigiamo verso il Kaaba, stessa cosa che abbiamo fatto a Safa, la facciamo nel Marwa. Finito, andiamo a Safa, stessa cosa la facciamo e così ogni volta finché facciamo 7 rettilinei. Al settimo, da Safa al Marwa, arriviamo alla fine. Qua vuoi fare dhikr e dua, fallo, se no alcuni sapienti dicono no, arrivi e è finita. Ok? Arriviamo e si può uscire. Va bene? Chiaro questo, fratelli? Questo è Safa e il Marwa. Perché vi ho segnato questi verdi? Ok. Prima cosa, nel rettilineo si fa dhikr e dua. Fai dhikr, fai dua. C'è nel rettilineo di corsa, c'è un dua in particolare che si dice, Rabbi ighfir warham, innaka anta al-a'azzu al-akram. Rabbi ighfir warham, innaka anta al-a'azzu al-akram. Rabbi ighfir warham, innaka anta al-a'azzu al-akram. E ripeti. Troverete delle luci verdi, così come ho disegnato io, uguali. In mezzo a questi due, scatto, Zaccaria è bravo a scattare lì. Va bene? Si scatta proprio, Ovviamente poi ci metteremo d'accordo perché se siamo in gruppo insieme avremo vecchi, avremo donne, quindi vi parlerò inshallah là sul momento come fare. Comunque in mezzo qui si corre, arrivi qua camminando, arrivi qua, scatto, fino al secondo verde ti fermi, cammini, scatto, fino al secondo, cammini e così via. Finché finisci 7 giri. Fatto questo abbiamo finito Safa e il Marwa. In quel momento mi raccomando, iman acceso, ricordati quello che faceva Hajar alayhi salam, il suo cuore era collegato ad Allah Azza wa Jalla. Allah ha dato a Hajar quello che voleva nonostante non c'era sebeb, non c'era motivo. Deserto, non c'era nessuno. Perché Allah non dovrebbe darti quello che vuoi? Che il tuo cuore è pieno di yaqeen in Allah Azza wa Jal, certezza e fede in Allah subhanahu wa ta'ala, husnul dhan billah e chiedi ad Allah quello che vuoi. Va bene? Finito Safa e il Marwa, manca un'ultima cosa facile, la tua umrah è finita. Basta, se vedete il Marwa, si esce, c'è la porta da qua, oppure probabilmente, per il fatto che siamo con gli hotel, almeno il nostro gruppo, dalla parte di qua, probabilmente faremo una ultima camminata, torniamo a Safa per uscire da Safa. Però questo non fa parte del giro, È solo per uscire da questa porta, che se no faremo un giro, un'altra 6, Va bene? Là devi solo cercare chi ti rasa i capelli, sei a posto. Ok, i capelli, la sunnah, o quello che devi fare è rasare i capelli, oppure accorciare i capelli. Il Nabi sallallahu disse, rahimallahu muhalliqin, che Allah abbia misericordia dei muhalliqin, di coloro che si radono a zero, la meta. Disse lo sahaba, ya Rasulullah, e chi accorcia? Disse la seconda volta, rahimallahu al-muhalliqin, che Allah abbia misericordia di coloro che si radono. Dissero, ya Rasulullah, e quelli che si accorciano? Disse anche la terza volta, rahimallahu al-muhalliqin,
E quando dissero ancora, e quelli che accorciano, disse, e quelli che si accorciano. E li ha aggiunti alla fine senza neanche ripetere, rahimallah, e anche quelli che. Quindi sicuramente il radere ha più ajr, è più importante dell'accorciare. Ok? I fratelli là sono bravissimi, La maggior parte dei fratelli pakistani, anche se hai i capelli lunghi, ti arriva con la lama, via. Va bene? Quando hai rasato i tuoi capelli, la tua umrah è finita. Sei a posto, ti sei liberato dal tuo ihram, fai quello che vuoi, vai in hotel, fai una doccia, riposa, dormi, mangia e poi il resto del tuo tempo a Mecca e Medina in preghiera, in lettura del Quran. Ci sono durus a Mecca e a Medina, per chi capisce l'arabo, si siede, ascolta il durus, tempo da ibadah, tempo con la famiglia, eccetera, eccetera. E poi faremo anche qualche visita, inshallah, a Mina, Muzdalifa, Arafat, eccetera, eccetera. Dai, tfadda. Perché ci sono le donne. Bene, lo sto correndo perché mi ha fatto tardi. 2 cose in aggiunta a quello che tuo fratello. Per gli uomini, trovate alcuni fratelli che là sul Marwa, quando finiscono, vanno sul cestino, prendono una ciocca di capelli e tagliano. E alcune donne fanno lo stesso. Allora, si rade tutti i capelli e se si accorcia da tutti i capelli. Ok? Vuoi accorciare? Accorcia. Ma tutti i capelli, non una ciocca. Va bene? Per le donne cosa fanno? Una ciocca di capelli? No, tagliano i capelli, قدر أنملة, oppure prendono i capelli lunghi delle donne, li gira attorno al suo dito e poi taglia. Proprio il giro di un dito. Va bene? E taglia da tutta la lunghezza dei capelli, non solo la ciocca, tutta la lunghezza dei capelli. Aspettano di andare in hotel, ovviamente. Ok? Chi vuole portarsi, chi è abituato a radersi i capelli, ad esempio, oppure la macchinetta, se la porta dietro, aspetta in hotel, ma io vi consiglio pochi riel, ci sono chi lo fa lì velocemente e vai a fare la doccia. Le donne anche aspettano di andare in hotel e una aiuta l'altra, o se c'è il marito con sua moglie, gli taglia i capelli o altro, inshallah, e taglia i capelli ed è finito. Chiaro? Domande, fratelli? Adesso apriamo le domande, diciamo. Tfadal. È possibile ricominciare una volta che si è tagliati i capelli subito? Cosa intendi con ricominciare? Una volta che si è usciti dallo stato di ihram, è possibile ricominciare subito e fare un altro tawaf, Allora, sapete che tra le adorazioni che voi potete fare lì è tawaf. Non li farete più sa'i, avete finito la vostra umrah. Sa'i non si fa. Ok? Ma potete fare il tawaf. Questo diventa un tawaf di sunnah, nafila, non obbligatorio. 2 volte al giorno, 10 volte al giorno, quello che volete, affari vostri. Il consigliato è di fare il più possibile il tawaf perché è una ibadah che non potete fare fuori da Mecca, ovviamente. Ok? E almeno una volta al giorno uno fa il tawaf. Ovviamente, ve lo dico per informazione, per la Umrah scenderete giù. Quello che vedete in televisione, la piazza, dentro, sapete che se non avete l'ihram non vi fanno entrare. Quindi le volte dopo che avete il qamis normale o altro farete il tawaf sopra negli anelli. Ok? Io ho contato con l'orologio, sono circa 5 km. 5 km di camminata, quindi una volta al giorno, così perde anche qualche chilo. Ibadah, ajr e anche bene fisico. Bene. La tawaf con le stesse regole che abbiamo detto, nia di tawaf inshallah, dhikr dua come abbiamo detto inshallah. Va bene? No. Una domanda, per favore, mentre si fa il tawaf, magari uno ha perso il vuoto nel terzo giro, no, è andato a fare il vuoto, deve ricominciare a capo. Ricomincia. Ricomincia. Tawaf è come la preghiera. Ok? Ricomincia, come la preghiera. In preghiera perdi il wudu, continui dopo, vai a prendere il wudu e poi ricominci, no? Non è che continui. Così il tawaf, che rifai il wudu e ricominci, diciamo. Ok? C'era, un attimo prima c'era uno. نفس الرحلة
Ok, arrivo, lasciamo questa domanda alla fine. يعني ما الحكم بين يعني الجري بين الخطين الاخضرين؟ لأنه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ولعله كانت يعني هاجر عليها السنة كانت تجري في هذا لأنه هو المكان الذي هو مبسوط، يعني تبقى شيء قليل يعني من الجبل، وإلا فكان الجبل أكبر. الطريقة المسطحة كانت كتجري بالمعنى. طيب altre domande? Prima di arrivare alla domanda clou. Se potrebbe fare ombra per un'altra persona che non è lì. Stesso viaggio, dici? Stessa domanda sua, arriva. Poi non lo sentite. Lascia alla fine perché è quella che la sentirò 10 volte nel viaggio. rompere un ramo del No, il Nabi sallallahu alaihi wasallam, sei a Mecca Allah gli ha dato una sacralità. In ihram o fuori dall'ihram. A Mecca non si taglia albero. A Mecca non si uccidono animali. A Mecca non si raccolgono le cose perse per terra. Questo vale per le regole di Mecca. Quindi mi raccomando, quando siete lì, anche in Medina, alla sua horma, non toccare rami, alberi, non rompere frutti, eccetera, eccetera. No. Altro? Chi ha domande anche di preparativi e altro per la Umrah mi dice adesso, inshallah. Anche se è privato per il nostro viaggio mi può chiedere. Serve sulla radar Quando? prima di Sì, ti prepari come se stai... come accorciati i film. Sì. Sono nel fetra. Sono nella fetra. No. Quando la preghiera di Genasa che c'è tante Fratelli, buoni inshallah. No? quando c'è la Genasa, no? Tante volte si fa le donne possono farla la preghiera. La preghiera del Genesa. La questione è discussa tra i sapienti. Però la donna la fa. Senza entrare in sì, no, sì. La donna la fa senza problemi. Ok? Se entriamo sai come funziona? Il Hanafi dice così, l'altro il Malik dice così. Basta. Dai. Altro, c'è una mano alzata. Buono? Io vi consiglio una cosa, dalla domanda di Fidel Hashim, su alcune sentenze So che alcuni di voi, seguono il madhab al-Hanafi, altri il madhab al-Maliki, altri... Io il mio consiglio, se c'è un emir, una guida nel gruppo, seguite lui. Se c'è una guida che vi fidate del suo ilm, okay, sappiamo che quella è una persona che sa, basta, la sua parola non si discute. Non perché c'è un gruppo, e un gruppo senza testa ha sempre problemi. Okay, se noi due litighiamo, andiamo dal nostro emir, capogruppo, quello che dice, ci sottomettiamo, ok? Ok, e via. Va bene? Così si risolvono tanti problemi ok? Sono alcuni fratelli, ad esempio, paesi asiatici, che ad esempio hanno soprattutto questioni di attaccamento al madhab al-Hanafi, ad esempio, molto molto duro. A volte si fa fatica, anche in Hajj, fratelli, raccontano come fratello Zaccaria, eccetera, che hanno trovato problemi, Muzdalifa, sì, hanno trovato problemi, va bene? Perché hanno superato i confini di Muzdalifa, صح? E il madhab al-Hanafi, كيف قال؟ ما قلتيش il mabit, che per loro se non fanno il mabit non dormono a Muzdalifa, devi dare il fidya, la sanzione, per il madhab al-Hanafi. Altri madhab dicono no. Adesso il gruppo tutto è uscito, loro insistono no, il madhab al-Hanafi dice così, dobbiamo... Ma non puoi. La polizia non ti lascia entrare indietro, tornare indietro. Cosa fai? Qui, fratelli, vi dico, state dietro l'emir. Ok? Quello che vi dice, allora lo seguite, inshallah. Altro, inshallah? Una roba tecnica. No. Chi non ha preso ancora visti dietro e biglietto, sul telefono hanno mandato a qualcuno non ha ancora ricevuto. Allora arriverà. Se non c'è, arriverà, inshallah. O hanno dimenticato di mandare, ma arriva, non preoccuparti. Questa è una cosa facile da... Non ti è arrivato? Inshallah, arriva, inshallah. Non preoccuparti. Io vi ho detto che chi aveva bisogno mi diceva arriveranno, inshallah, prossime settimane arrivano.
Hai messo il tuo nome, no? A posto. Lista, sul gruppo. Dopo vediamo, io ho già prenotato. 7 persone mi hanno chiesto, ne ho ordinati 7. Ah, ho capito. Prossima settimana arrivano. Arrivano qua o Arrivano qua prima, inshallah, da me, sì. Inshallah. quando si fa? No, arrivano prima. Arrivano prima, inshallah. Vi avviso, inshallah. Ok? Altro? Ok. Ultima domanda che ha chiesto il fratello. Questa domanda, fratelli, si ripete sempre. Si può fare la seconda umrah nello stesso viaggio? Va bene? Ovviamente è attaccata a quello che dicono i fratelli. Voglio fare una umrah per mio padre, per mio zio. Seconda umrah, sia che la fai per te stesso o la fai per altri. Allora, questa è una delle cose dove abbiamo 2 opinioni di sapienti. Però, l'amana al-ilmiya, l'opinione che dice che non è permesso e che è una bid'ah, è molto più forte. Ed è l'opinione valida. Più forte. Abbiamo sapienti che hanno diverse opinioni riguardo. Sheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, dice è una bid'ah. Innovazione. Sheikh ibn Baz, rahimahullah, sono contemporanei. Stesso paese. Sheikh ibn Baz dice per persone che arrivano da lontano, ad esempio da paesi lontani, che non sanno quando torneranno, allora è permesso fare una seconda umrah. Capito? Quindi partiamo dal presupposto che accetta le opinioni diverse. Accettale prima di tutto. Ok? Buon. Secondo, qual è la prova? Qual è la prova che usano quelli che dicono che si può fare una seconda umrah? La prova è una, cioè che Aisha radiallahu ta'ala anha, quando era nel Hajj, quando era in Hajj, è morto? Quasi? Se schiaccio chiudi da mezz'ora. Khair, inshallah, salva il salvabile, se no abbiamo finito. Quando era in Hajj ha avuto il suo ciclo mestruale, ha detto, ya Rasulallah, la gente torna a casa con un Hajj e una Umrah, io solo con una Hajja. E il Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ordinato a suo fratello, Abdurrahman ibn Abi Bakr, gli ha ordinato di prendere sua sorella e di portarla fuori dal Haram, Hayy Tan'im, dove c'è adesso Masjid Aisha, chiamato per questo motivo. No, non c'è, no Rajih non è il nostro Masjid Aisha, Hayy Tan'im, fuori dal Haram, e lì Aisha ha fatto Nia dell'Ihram ed è tornata per la Umrah. Ed è quello che fa la gente oggi. Va a Hayy, il quartiere del Tan'im, Masjid Aisha, fa Nia e rientra per la seconda Umrah. Va bene. Ora, questo hadith, innanzitutto, è particolare per Aisha radiallahu ta'ala anha. Ok? E chi è nella stessa situazione di Aisha radiallahu ta'ala anha. I sapienti dicono, ok, se fosse permesso agli uomini fare questo, perché non ci è mai stato tramandato che i Sahaba lo facevano? Perché i Sahaba non facevano questo? Addirittura dicono, come anche Sheikh Ibn ha risposto al hadith, perché Abdurrahman non ha fatto la Umrah anche lui? Ha portato sua sorella, perché lui non ha fatto la Umrah? Non abbiamo una prova che il Rasul sallallahu alaihi wasallam ha fatto più di una Umrah in uno stesso viaggio. Chiaro? Quindi sicuramente l'opinione più potente, rajiha, è che non è permesso farlo. Ok? Poi a te la scelta che è quella che non vuoi seguire. Questa è la prova e questa è la risposta alla prova. Va bene? Lo stesso viaggio. Ecco. Chiaro? Quindi. Va bene? Ci siamo? Questo è valido anche se uno esce a visitare per fare una opera per i suoi genitori che sono morti? Sì, per qualsiasi motivo, sia per te che per altri, stesso motivo. Va bene? Posto così, inshallah. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.